Siamo al Teatro Tirinnanzi di Legnano per l'Assemblea di Confindustria 2021, l'Assemblea del Rilancio. Qui con noi c'è il sociologo Francesco Morace, sociologo e saggista, autore di un interessantissimo intervento. Ecco, Morace, l'Italia ha una marcia in più evidentemente. Cos'è questa Italian Way? L'Italian Way è la capacità che noi abbiamo di reagire molto bene nei momenti di emergenza. Siamo molto bravi a reagire, a comprendere, siamo inventivi, sperimentiamo, non abbiamo paura e poi abbiamo due cose importanti. La prima è l'estetica, cioè noi reagiamo cercando sempre di tenere alta la dimensione del sentire, no? Quindi del sentimento, della relazione con l'altro, e poi abbiamo una capacità di gestione, diciamo, nella relazione personale che nessun altro ha, quindi riusciamo ad esempio tra le diverse generazioni ad avere un rapporto virtuoso tra i nipoti e i nipoti hanno insegnato ai nonni a usare Skype o il digitale e le nonne hanno insegnato magari a cucinare ai loro nipoti. Ecco appunto l'importanza di giovani e donne in questo lockdown si è dimostrata. Sì, noi qui abbiamo fatto anche proprio delle ricerche sul campo importanti, il mondo femminile ha capito prima, ha reagito meglio, parliamo di un distacco di una ventina di punti rispetto a quello maschile, quindi davvero una grande differenza, e poi i ragazzi, quelli che noi chiamiamo generazione Z, 15-24 anni, che stando in casa hanno aiutato i genitori a usare il digitale e si sono sentiti protagonisti. Grazie Morace.